l'incontro tra Zaia e il ministro Boccia, che presenta 36 rilievi al progetto. Da Balbi una nuova bozza confermata le 23 materie. Per il governatore incontro positivo, ma si deve fare subito. Boccia, corriamo, si deve lottare contro le disuguaglianze. E la seconda tappa del ministro Boccia a Mete per incontrare gli esponenti veneti di PD e 5 Stelle. Pentastellati rilievi all'autonomia sono arrivati nei mesi anche da alcuni ministri della Lega. Il nostro sondaggio: l'autonomia arriverà con il governo giallo-rosso? L'esito delle vostre opinioni stasera durante la puntata di Ring. Malmenato, derubato e tenuto per ore in ostaggio da due giovanissimi all'uscita da una discoteca, e l'incubo vissuto da un 45enne trevigiano. I due ventenni autori del gesto sono stati arrestati. Il caso dei giostrai che si sono schiantati a Treviso dopo aver speronato una volante della polizia. I due, finiti in carcere, sono stati rimessi in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia. Il terzo è ancora in ospedale. Partecipa ad una gara di bodybuilding, ma poche ore dopo viene trovato in albergo a Padova senza vita. Tragica fine per un 23enne, indagano i carabinieri. 2 giorni di lutto cittadino a Casale di Scodosia per la tragica morte del sindaco toltosi la vita sabato mattina. Domani pomeriggio i funerali. Polemiche a Padova per gli insulti e sputi da parte di una donna al banchetto della Lega. Bersaglio, il consigliere regionale Boron, che dice: mi aspetto una condanna del gesto da parte di tutti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, in primo piano una pagina dedicata all'incontro di questa mattina a Palazzo Balbi tra il governatore Zaia e il ministro Boccia. Sul tavolo naturalmente la bozza dell'autonomia. Incontro positivo e proficuo, lo ha definito il presidente Zaia. Insieme al ministro Boccia hanno definito il loro incontro una serie di punti di vista che si sono appunto trovati faccia a faccia. Allora sentiamo che cosa è emerso nel nostro servizio d'apertura. Penso sia fondamentale parlare col ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito, e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici. Penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna, ed non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale, perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo, e perché vogliamo farla, e vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera i toni dei giorni precedenti anche il presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa. La nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci. Oggi ho consegnato al ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli
E ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere anche, se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ha fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia. E la Regione resta ferma nella richiesta delle 23 materie, mentre il Ministro Boccia non mette freni, evidenziando però che non deve trattarsi solo di una forma ideologica. 84 pagine e nessun passo indietro del Veneto nella nuova bozza sull'autonomia consegnata al Ministro Boccia, con la richiesta di tutte e 23 le materie. Non può neanche passare il principio che l'abito di uno deve andare bene a tutti. Se lavorisci un po', magari puoi sfiancartelo un po' l'abito, puoi sistemartelo, ma tu non mi puoi lavorare 3-4 tagli all'abito perché hai solo quello in magazzino, vuol dire che non sei un buon negozio. Per il Ministro, come anche per Zaia, il numero delle materie non deve però diventare un'ideologia. Non è importante il numero di materie, è importante quello che riusciamo a costruire. So che questo tema è diventato quasi un totem per alcuni, io penso che, anche perché ci sono delle materie invisibili, nel senso che sono più che altro responsabilità amministrative, no? Che cambiano di livello istituzionale. Io non ne farei una battaglia ideologica, mi interessa... Ci sono alcune che rimarranno sicuramente fuori, secondo lei? Non lo so, dipenderà dai livelli essenziali della prestazione. Zaia ha poi evidenziato come volere l'autonomia sia una responsabilità, non il contrario. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, l'abbiamo già vissuta tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. E l'autonomia, credetemi, la porteremo a casa. Secondo me, l'abbiamo dimostrato alle Olimpiadi, sarà ancora più facile, l'importante è fare 2 o 3 mosse giuste. Il Ministro Boccia ha spiegato come mai le trattative si fossero poi arenate. La riforma dell'autonomia differenziata era finita nelle sabbie mobili e noi la stiamo recuperando dalle sabbie mobili e dovete darci il tempo fisico di tirar via le cose non più utilizzabili dai confronti anche costruttivi che c'erano stati, però oggettivamente se era tutto finito nelle sabbie mobili è perché c'erano stati dei rilievi che io questa mattina ho trasmesso al Presidente Zaia, che ho accolto molto favorevolmente la sua schiettezza e spero che lui abbia accolto molto favorevolmente la mia schiettezza. Dopo l'incontro con il Presidente Zaia, il Ministro Boccia si è trasferito in un hotel di Mestre per riferire l'esito agli esponenti veneti di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Io personalmente ho detto che è bene che da un punto di vista del metodo il Ministro abbia scelto per primo il Veneto per venire a dirci che un'autonomia è possibile partendo dall'applicazione di un articolo della Costituzione che, guarda caso, il centro-sinistra ha incardinato in Costituzione, che è il 116, certo in una coesione che tenga assieme tutto lo Stato e che non voglia surrettiziamente dividerlo. Alla fine della riunione a porte chiuse in un albergo di Mestre, l'ottimismo sul futuro dell'autonomia prevale tra i parlamentari e i consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine del colloquio con Zaia e prima di trasferirsi in Emilia, il ministro Boccia li ha incontrati per fare il punto della situazione. Cosa vi ha detto e che cosa avete detto al Ministro durante questo incontro? Di immediatamente portare a casa un'autonomia che il territorio, ma soprattutto i cittadini, chiedono con grandissima forza. Le risposte sono state ottime, infatti il Ministro ha parlato anche col Governatore Zaia, oltre che con noi, dicendo che la strada è sgombra e che entro brevissimi tempi finalmente riusciremo ad avere quell'autonomia che viene richiesta a grande voce. Un'autonomia che deve dare voce ai territori, sostengono con forza in Casa PD, mettendo mano anche alle province. In tutto questo processo qui non c'è solo il rapporto tra la Regione e lo Stato, c'è il rapporto anche con le autonomie, perché il vero federalismo è il federalismo che giunge nei territori. Guai a trasformare la Regione Veneto in una specie di neocentralismo regionale
che attraverso magari delle agenzie regionali copia le brutte tesi dei ministeri. Che la strada intrapresa sia comunque quella giusta è un punto di convergenza dei due azionisti di maggioranza del governo Conte bis, perché, dicono i 5 Stelle, alcuni rilievi che avevano bloccato l'autonomia erano arrivati dai ministri leghisti Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Prima avevamo un interlocutore che aveva tutto l'interesse a far saltare il banco della trattativa per poter cavalcare ancora la protesta. Oggi questo rischio non c'è più, stiamo andando sui contenuti spediti per arrivare a una cosa che i cittadini chiedono da tanto tempo e adesso meritano. È possibile parlare già di tempistiche? Beh, noi vorremmo che per Natale... E su questo tema vi proponiamo questa sera il nostro sondaggio. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è: l'autonomia arriverà dal governo giallo-rosso? Se volete rispondere sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26691. Se invece la vostra risposta è no, lo squillo da fare è allo 0422 16 26690. Come detto, si tratta di uno squillo gratuito, anche se sentirete il segnale di occupato, il vostro voto sarà regolarmente registrato. Il risultato finale di questo sondaggio verrà fornito questa sera alle 22 all'interno della nostra trasmissione Ring. Iniziate pure da questo momento a telefonare. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca. Malmenato, derubato e tenuto per ore in ostaggio da 2 giovanissimi è l'incubo vissuto da un operaio trevigiano. I 2 ventenni autori del gesto sono stati arrestati. Una notte di terrore, quella vissuta tra sabato e domenica da un operaio 45enne di Breda di Piave, tenuto in ostaggio a bordo della sua auto da 2 giovanissimi. L'uomo, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Spresiano, rendendosi conto di essere troppo stanco per guidare, preferisce riposare a bordo della propria vettura prima di rincasare. All'improvviso il suo sonno viene brutalmente interrotto da 2 ragazzi di 20 e 23 anni residenti a Maddaloni, in provincia di Caserta, nella Marca, da quanto loro stessi racconteranno agli investigatori in cerca di lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donà di Piave, che si stanno occupando delle indagini, i 2, dopo essere entrati nell'auto, avrebbero iniziato a chiedere all'uomo un passaggio, ma di fronte al rifiuto avrebbero iniziato a malmenarlo. Poi, dopo averlo fatto spostare sul sedile del passeggero, si sarebbero impossessati del suo cellulare, delle chiavi di casa e di quelle dell'auto e del portafoglio. A quel punto avrebbero messo in moto e insieme al 45enne sarebbero partiti. Durante il viaggio, in più occasioni, avrebbero ripetutamente colpito l'operaio, chiedendo di fornire loro il PIN del bancomat e del banco posta. Una volta giunti a Capossile, i 2 avrebbero parcheggiato la vettura davanti ad un bar e sarebbero scesi, lasciando a bordo l'uomo, che a quel punto ha iniziato a chiedere aiuto. I gesti e il viso tumefatto del 45enne hanno attirato l'attenzione di un passante, che ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri giunge sul posto e poco dopo raggiunge e blocca i 2 giovani che si erano allontanati a piedi. I 2 sono stati arrestati. I militari hanno recuperato il portafoglio e le chiavi del 45enne, trasportato all'ospedale con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. Le indagini dei carabinieri però non si fermano qui. Resta da capire se nei giorni scorsi si siano verificati altri episodi simili o se si tratti di un gesto isolato. Restiamo nella Marca trevigiana con il caso dei giostrai che venerdì notte si sono schiantati in viale Luzzatti a Treviso dopo aver sferonato una volante della polizia. I 2 finiti in carcere sono stati rimessi in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia, il terzo è ancora ricoverato in ospedale. Intanto il giudice ha disposto, per quanto riguarda i 2 indagati che hanno potuto rispondere, l'obbligo di presentazione, quindi gli arresti domiciliari sono stati revocati. Obbligo di firma per 2 dei 3 giostrai che venerdì sera non si sono fermati all'Alt dei Carabinieri, costringendo le forze dell'ordine a un inseguimento dalla fonderia a Viale Luzzatti, dove la Golf dei 3, dopo aver speronato una volante della polizia, è finita fuori strada ribaltandosi. Jason Granziol, 26 anni, ed Edward Cavazza, 20, sono stati interrogati dal GIP Angelo Mascolo e rimessi in libertà. Il terzo, Ray Battistutti, 20 anni, che guidava la macchina, rimane piantonato in ospedale. È ancora sedato, ci vorranno alcuni giorni per potergli porre delle domande. I 2 passeggeri ascoltati in carcere hanno fornito la loro versione. Ricostruisce le fasi della serata, immediatamente precedente alla fuga rispetto all'Alt dei Carabinieri,
e hanno ricostruito i due momenti in cui sono stati presenti all'interno di 2 bar della zona, l'ultimo dei quali è stato abbandonato pochi minuti prima di incrociare la Gazzella dei Carabinieri. Quindi nessuna ipotesi di furto, tentativo di furto in cui potrebbero essere stati coinvolti. Il motivo della fuga, accostata al ferimento anche di 2 poliziotti, sarebbe stato un altro. E tutti e 3 avevano bevuto, come purtroppo succede all'interno del bar in una serata, in un venerdì sera, e quindi la paura evidentemente del controllo, dell'alcol test e quindi delle conseguenze di natura amministrativa della condotta di guida hanno indotto il guidatore a scappare, direi inopportunamente, ma comunque questa, diciamo, è stata la causale della fuga che è stata raccontata dagli altri 2. Per gli aggressori di Manuel Bortuzzo è stata chiesta una condanna a 20 anni di reclusione. Si tratta di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del giovane nuotatore della fidanzata Martina Rossi, aggravato dall'aver agito per motivi abietti e futili, avvenuto la notte del 2 e 3 febbraio scorsi all'Axa, quartiere sud-ovest di Roma. Bortuzzo fu ferito gravemente, è rimasto paralizzato alle gambe. La Procura di Roma contesta ai 2 imputati anche la premeditazione, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco, oltre che la rissa. Aveva partecipato ad una gara di bodybuilding, ma poche ore dopo è stato trovato senza vita in albergo. Tragica fine per un 23enne. È giallo sulla morte di un atleta di bodybuilding trovato senza vita nella sua stanza d'albergo in zona industriale a Padova. L'uomo di Varese aveva partecipato il giorno prima a una gara dimostrativa che si è svolta in fiera, riportando anche numerosi successi nelle varie prove in programma. Poi all'alba la drammatica scoperta fatta dalla fidanzata, che ha trovato il 23enne senza vita. Sul posto i carabinieri, mentre sulle cause del decesso non ci sono ancora ipotesi concrete. Sembra che il corpo non presenti segni di violenza e quindi è probabile che venga disposta l'autopsia sul giovane, che si allenava ed era anche istruttore in alcune palestre della sua città. Restiamo in provincia di Padova, a Casale di Scodosia, dove non si placano dolore e sgomento per la scomparsa del sindaco Stefano Farinazzo, che si è tolto la vita sabato mattina. Domani pomeriggio i funerali. 2 giorni di lutto cittadino, negozi con il nastro nero sulle vetrine e un silenzio surreale che avvolge l'intero paese. Casale di Scodosia si prepara all'ultimo saluto al suo sindaco Stefano Farinazzo, che sabato mattina si è tolto la vita a soli 48 anni. Una notizia che ha scioccato il piccolo comune della Bassa Padovana, che in queste ore si interroga su cosa possa aver portato il primo cittadino, padre di 2 bambini piccoli, a compiere il gesto estremo. Questa sera è stato convocato un consiglio comunale straordinario per commemorare il sindaco, che lo scorso giugno era stato rieletto. Martedì mattina, a partire dalle 10, verrà allestita nella sala del consiglio comunale la camera ardente, fino alle 16, quando il feretro lascerà il municipio e in corteo verrà portato fino alla chiesa di Santa Maria di Casale di Scodosia. Io personalmente ho il rammarico di non avermi accorto della gravità della sua situazione, diciamo, morale. L'unico senso di colpa che ho è che non sono riuscito a fare niente per evitare questa cosa. Nei prossimi giorni il vice sindaco assumerà la reggenza del comune fino alla prossima tornata elettorale prevista per la primavera. In queste ore però tutto l'impegno dell'amministrazione è concentrato sull'ultimo saluto. Stefano Farinazzo era ben voluto in paese e molto stimato anche dagli altri primi cittadini. Ai funerali hanno confermato la presenza circa una 50ina di sindaci del Padovano e il prefetto di Padova Renato Franceschelli. La famiglia, chiusa nel dolore, si è stretta attorno all'anziana mamma di Farinazzo. È stata proprio lei sabato mattina a ritrovare il corpo senza vita del figlio, che si era impiccato con una corda nel bagno della loro abitazione. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta. Domenica di tensione ieri a Padova, dove una sconosciuta si è accanita contro il gazebo della Lega con insulti e sputi. Fascisti, antisemiti.
antisemiti, vergognatevi, state distruggendo questo paese. Vergogna! Vergogna! Antisemita, fascista, vergogna! Fascisti, siete la vergogna di questo paese. Urla, insulti in Piazza della Frutta domenica intorno all'ora di pranzo. Una donna si è accanita contro un banchetto della Lega Nord. Dall'altra parte i militanti del Carroccio rispondono urlando Bibbiano, Bibbiano. Attimi di tensione culminati con uno sputo della sconosciuta contro il consigliere regionale Fabrizio Boron, che si era avvicinato per cercare di allontanarla. Siete antisemiti, io vivo all'estero e voi siete una barzelletta, continua provocatoriamente la donna. Dopo aver inveito contro i leghisti che la stavano filmando con il cellulare, si è allontanata prima dell'arrivo dei carabinieri, lanciando lo sputo contro Boron. Alla scena hanno assistito molti militanti che erano lì per raccogliere firme a sostegno di Matteo Salvini. Nel video si vedono la consigliera comunale Wanda Pellizzari, gli ex consiglieri Federica Pietrogande e Simone Schiavo. I carabinieri arrivati in Piazza della Frutta hanno cercato la sconosciuta, che però si era già dileguata. Immediate le reazioni politiche e la condanna unanime da parte della Lega. C'è chi proprio non riesce a concepire un confronto politico che prescinda da insulti e violenza, ha scritto in una nota il segretario nazionale Lorenzo Fontana. Dello stesso parere anche il governatore Luca Zaia. Il video di quanto accaduto a Padova è stato postato anche da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. E sugli insulti al gazebo della Lega, culminati con uno sputo, come avete visto, al consigliere regionale Fabrizio Boron, abbiamo sentito il diretto interessato e gli esponenti del partito in città. Che Padova non sia mai stata una piazza troppo tranquilla dal punto di vista delle passioni politiche lo si sapeva già, ma quando le divergenze travalicano in aggressioni verbali e sputi, come è accaduto al banchetto di raccolta firme organizzato dalla Lega, l'opinione pubblica si interroga sul clima politico in città. La Lega intanto fa quadrato e chiede che la politica condanni atteggiamenti simili. Io sono di Padova, faccio politica per la Lega da tantissimi anni a Padova e di aggressioni e attacchi ne ho avute negli anni tantissime. Ritengo però che siamo arrivati a una situazione limite, ovvero sentirsi nel giusto di poter additare alla Lega offese di questo tipo, dall'antisemitismo al fascismo al nazismo, e ora anche di dire basta, no? E ora soprattutto che alcune parti politiche che non sono dalla parte nostra ma magari sono dall'altra parte della barricata abbiano mente ferma e parola ferma nel dire a questo tipo di persone che dall'aggressione verbale poi si potrebbe passare ad aggressione fisica. Questo tipo di reazioni siano sicuramente una conseguenza di quel clima d'odio che si è ormai radicato negli ultimi tempi nei confronti della Lega e dei leghisti, che vengono un po' marchiati ed etichettati con delle espressioni che assolutamente non hanno nulla a che fare con invece la nostra attività e la nostra militanza. Io ero al banchetto 10 minuti prima, quindi non ci siamo incrociati per poco con questa signorina, cioè di un'aggressione, un'aggressività che non è nuova però a Padova, perché se ci ricordiamo gli attacchi ai banchetti della Lega che ho subito anch'io più volte, le minacce, quindi insomma non è una novità per i nostri militanti e sostenitori della Lega. Ci vorrebbe maggior controllo nei confronti di questa gente che certamente non è un'espressione di democrazia, perché se dicono di essere così democratici dovrebbero lasciare gli altri movimenti o partiti politici, anche se non si pensa allo stesso modo, di manifestare in maniera democratica. Sono stato molto orgoglioso che i nostri militanti e sostenitori, lo stesso Boron, non ha assolutamente reagito. Sfido qualsiasi persona a non reagire a delle provocazioni, degli sputi in faccia di questo tipo. Voltiamo pagina, un grande successo a Treviso per la terza edizione della Camminata per la Vita. In 2000 hanno percorso a scopo benefico una zona di periferia generalmente poco coinvolta in manifestazioni di questo tipo. Eccoli alla partenza Deborah Compagnoni, Barbara Pozzobon, Riccardo Pittis, Cristian Ghedina, Silvia Marangoni e Lollo Bernardi, campioni dello sport in marcia per la solidarietà insieme ad altri 2000 trevigiani che non hanno voluto mancare alla terza edizione della Camminata per la Vita a favore della città della Speranza di Padova. Noi pensiamo che camminare faccia del bene a se stessi.
per cui quando si sta bene con se stessi si è più propensi a fare del bene anche per le altre persone. Finanziamo un ricercatore che sta facendo uno studio in merito alla ernia diaframmatica infantile. Coinvolgiamo tanta gente, c'è un aspetto sociale molto interessante quest'anno in quest'area di Treviso, meno conosciuta ma molto popolata. E poi lo stare assieme con lo spirito giusto, questo è anche un po' lo scopo, e poi il benessere della camminata. Una passeggiata inedita nei quartieri, da San Liberale a Santa Bona passando per San Paolo. Sono contenta che sia venuta fuori le mura della città, perché così gli autisti non apprezzavano molto che bloccassero le strade. Questa occasione di vivere anche un po' la periferia di alcuni luoghi che non devono solo essere dei dormitori mi sembra un'ottima idea. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. Poi a seguire a partire dalle 21:15 in prima serata come ogni lunedì torna a Ring, la politica alle corde, al centro l'attualità e naturalmente l'incontro di questa mattina tra il governatore Zaia e il ministro Boccia. In studio l'onorevole Sala Moretto di Italia Viva, l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico, Roberto Marcato della Lega, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Remo Sternaggiotto di Conservatori e Riformisti Italiani. Con questa edizione è davvero tutto, grazie per averci seguito, previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile dopo il passaggio perturbato di inizio settimana. La pressione infatti torna ad aumentare. Vediamo il dettaglio di martedì 24 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato dappertutto, piogge dunque in cessazione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 10 e i 17 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Qualche addensamento solamente sulle aree costiere al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature invariate, minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 24 gradi circa. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche foschia mattutina sulle vallate alpine. Temperature minime sui 12 gradi, massime in lieve aumento tra 24 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.